Da lunedì 8 marzo al via le vaccinazioni per le forze dell'ordine anche nel territorio veneziano della ULSS 3 Serenissima, dove confluiranno anche quelli della ULSS 4 del Veneto orientale. Si parla di oltre 4.000 persone per l'equivalente delle dosi previste. Per le forze dell'ordine partirà lunedì, siamo in contatto con la questura e con la prefettura in modo tale che la vaccinazione avvenga nel miglior modo possibile secondo la massima regolarità. Dalle 9 del mattino l'appuntamento al Tronchetto di Venezia per proseguire a Scaglioni anche nei giorni successivi, nello spazio messo a disposizione dalla Marittima con il supporto degli operatori medici e infermieri civili per i cosiddetti servizi pubblici essenziali, in questo caso Polizia Municipale, agenti della Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. I vaccini saranno eseguiti da addetti delle forze dell'ordine stesso, però noi saremo lì a dare il supporto necessario. Nella ULSS 4, sempre dalla prossima settimana, atteso l'arrivo della fornitura di circa 5.000 dosi di Pfizer e AstraZeneca. Nei 300 vaccinali aziendali di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo verranno attivate più postazioni che, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dose, consentiranno di completare la chiamata alla vaccinazione del personale scolastico e di avviare l'immunizzazione del personale sanitario che opera privatamente sul territorio, come farmacisti, psicologi, fisioterapisti, dentisti e veterinari. Sempre dalla prossima settimana sarà possibile avviare l'attività vaccinale anche a casa delle persone che già usufruiscono dell'assistenza domiciliare con l'ausilio del personale USCA. Alla fine della prossima settimana, probabilmente domenica 14 marzo, nella ULSS 4 inizierà inoltre la convocazione dei nati nel 1939 e proseguirà coinvolgendo le persone nate negli anni precedenti.